Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova edizione del TG Rosso Blu. Oggi è mercoledì 13 gennaio, iniziamo l'edizione odierna del notiziario parlando dei dati sul coronavirus e i numeri parlano di 34.436 positivi al Covid-19 dall'inizio dell'emergenza in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento infatti sono stati rilevati altri 411 nuovi casi. Si registrano altri 14 decessi, salgono dunque a 850 le vittime, stavolta sono 6 residenti della provincia del Sud Sardegna, 4 della provincia di Oristano, 2 della città metropolitana di Cagliari e 2 rispettivamente delle province di Sassari e Nuoro. In totale sono stati eseguiti quasi 513.000 tamponi, con un incremento di 2.620 test. Sono invece 522 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 45 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.846. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 15.786 pazienti guariti più altri 387 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 34.436 casi positivi complessivamente accertati, 7.870 sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 5.652 nel Sud Sardegna, 2.774 a Oristano, 6.970 a Nuoro e 11.170 a Sassari. E parliamo di uva a livello sostenibile, perché nell'ambito del programma ENI-CBC-Med, di cui la Regione Sardegna è autorità di gestione, è stato finanziato per il periodo 2014-2020 il progetto Best Med Grape. L'iniziativa vede coinvolti 5 paesi del bacino euro-mediterraneo, guidata dall'Università di Cagliari, e ha come scopo recupero e riutilizzo degli scarti della macerazione appunto delle uve per la produzione di prodotti cosmetici e nutraceutici nanoformulati. Il progetto, avviato a settembre di 2019, ha visto una successiva fase di sviluppo lo scorso autunno con i primi laboratori. Il termine è previsto per la fine di agosto 2022 per un costo complessivo di 3,3 milioni di euro. L'idea nasce dall'intuizione di voler utilizzare tutto ciò che si ottiene dalla raccolta dell'uva, ricca di polifenoli capaci di proteggere l'organismo dallo stress ossidativo grazie alle loro proprietà antitumorali, antinfiammatorie, antinfettive e antimicrobiche. Attraverso le nanotecnologie è infatti possibile estrarre le componenti funzionali e trasformarle in bioattivi per realizzare integratori alimentari e cosmetici. In questo modo viene supportata la creazione di start-up che, collaborando con le aziende vitivinicole, ne salvano gli scarti, ripulendo nel contempo i terreni da sostanze potenzialmente nocive per i nuovi raccolti. Gli scarti o vinacce, gambi, bucce e semi d'uva vengono selezionati e coltivati nella banca del germoplasma dell'Università di Cagliari, dove parallelamente le piante vengono allevate per verificarne la vitalità e la resistenza agli stress ambientali. Il trasferimento delle competenze tecnologiche per l'estrazione dei fitocompressi delle vinacce avviene grazie al Living Labs, che in Sardegna vengono organizzati dal Centro Servizi di Ateneo per l'innovazione e l'imprenditorialità dell'Università di Cagliari e dal CNR a Sassari. I partner finora coinvolti in Sardegna sono le cantine Argiolas, la Icnoderm e l'Istituto Tecnico Ottone Baccaredda di Cagliari. E parliamo di trasporti navali. Corsica Sardinia Ferries apre già da oggi le prenotazioni per l'estate. Quest'anno saranno flessibili in modo da adeguarsi a tutte le incertezze legate all'emergenza coronavirus sulla possibilità di spostarsi e viaggiare e per quali destinazioni. I passeggeri, infatti, informa una nota della compagnia, potranno pianificare le vacanze prenotando i viaggi per la Sardegna, Corsica, Elba, Baleari e Sicilia, con la possibilità di modificare senza limiti il biglietto senza pagare penali per altre date e altre linee oppure essere rimborsati. Corsica Sardinia Ferries, che gestisce una flotta di 13 navi, prima compagnia di navigazione privata per numero di passeggeri trasportati sulla Corsica, ha scelto, come altre compagnie, di dare la massima libertà ai passeggeri introducendo la cosiddetta tariffa flex gratuita questa volta, proprio per permettere di cambiare senza limiti il biglietto se i passeggeri cambieranno idea oppure non potranno partire a causa di limitazioni agli spostamenti.
E passiamo ora al concerto, alla sinfonia epica come la nona di Beethoven, per iniziare un anno nuovo con gioia. E dunque la stagione di musica parte, per ora ancora in streaming e sul web, da parte del Teatro Lirico di Cagliari, che inaugura la rassegna Inverno in Musica 2021, con un programma dedicato al genio creativo di Beethoven. Il concerto sinfonico corale dal palco del teatro di via Santa Lemigeda sarà trasmesso anche questa volta su Videolina e live streaming in collaborazione con il gruppo L'Unione Sarda il 16 di gennaio alle ore 21. Il nuovo appuntamento per la platea virtuale prevede l'esecuzione di una delle più straordinarie pagine della storia della musica, la nona sinfonia di Beethoven, imponente pezzo sinfonico corale, dove nel celeberrimo Inno alla gioia, nel quarto e ultimo movimento, il grande compositore tedesco invita alla fratellanza universale. L'ultima esecuzione a Cagliari risale al gennaio 2016 con la direzione di Gerhard Kosten. Sul podio ritorna Fabrizio Maria Carminati, noto e già apprezzato a Cagliari a dirigere l'orchestra e coro del teatro lirico. Nei ruoli solistici si esibiscono Marta Mari nel ruolo di soprano, Irene Molinari, mezzosoprano, Leonardo Caimi, tenore, Alessandro Abis al basso. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. In sala, anche stavolta, quale unico e simbolico spettatore, sarà presente il sovrintendente Nicola Colabianchi. Proseguono intanto al teatro i lavori di ampliamento del Golfo Mistico per poter, seppur in TV e in streaming, mettere finalmente in scena anche le opere oltre che le produzioni sinfoniche e garantire sicurezza e tutela della salute degli artisti. E parliamo di nuraghi. Inserirli nel patrimonio UNESCO darebbe impulso alla ricerca in campo archeologico, che presenta ancora zone oscure e lacune da colmare. L'adesione della comunità scientifica sarda all'iniziativa dell'Associazione Sardegna verso l'UNESCO si sintetizza con le parole dell'archeologa Anna De Palmas, docente dell'Università di Sassari e componente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione, e Riccardo Cicilloni, ricercatore dell'Ateneo Cagliaritano, anche lui del comitato, che ribadisce questa è una preziosa occasione per sostenere studi e didattica. I due esperti sono intervenuti alla conferenza stampa convocata dai rettori degli Atenei di Cagliari, Sassari, Maria del Zompo e Gavino Mariotti, per spiegare perché il Polo Universitario della Sardegna sostiene un progetto che considera strategico sul piano culturale e scientifico. Tra cavità naturali, ipogei, menhir e nuraghi, i numeri dicono di che ricchezza dispone la Sardegna, sottolinea Del Zompo. Valorizzazione e salvaguardia del patrimonio hanno come base la conoscenza scientifica, da cui deriva la consapevolezza di un bene che produce benefici economici per l'isola. E l'imprimatur dell'UNESCO, insiste la rettrice, struttura scientifica alla quale forniamo elementi altrettanto scientifici, darebbe nuova linfa alla ricerca. Servono soldi, avverte, e per proseguire gli scavi e rendere fruibili i ritrovamenti con percorsi che trasformino l'isola in un museo all'aperto, e l'iniziativa permetterà di dare corpo a questo processo. Il neorettore di Sassari sottolinea che l'Ateneo salvaguarda i beni identitari, li protegge e li valorizza in ogni ambito, perché intende stare vicino ai territori e contribuire alla crescita e allo sviluppo dell'isola. Per questo, chiosa Mariotti, il progetto necessita del supporto del mondo scientifico. Tra i benefici dell'egida UNESCO sul patrimonio protostorico sardo c'è quello di un censimento dei nuraghi mai realizzato prima, precisa la professoressa De Palmas, secondo la quale si potrebbero così mettere a sistema i dati raccolti nei decenni dai due atenei attraverso una marea di indagini, e per farlo servirà una regia centralizzata e serviranno risorse. Michele Cossa, presidente dell'associazione, ricorda che c'è già il consenso del Consiglio regionale di ben 340 consigli comunali, ma considera fondamentale il sostegno del mondo scientifico per portare all'attenzione del mondo intero un patrimonio così straordinario. E terminiamo l'edizione odierna parlando di ciclismo. Fabio Aru, contrariamente a quanto aveva fatto capire, ha raggiunto il ritiro della nazionale di ciclocross guidata da Fausto Scotti. Il sardo, che si è tuffato in questa disciplina per ricominciare con una grande voglia di mettersi in gioco, arricchisce dunque il gruppo azzurro, del quale facevano già parte Eva Lechner, Jacob Dorigoni, Chiara Teocchi, oltre ai freschi vincitori del titolo tricolore Gioele Bertolini e Alice Maria Arzuffi. Inoltre oggi è attesa la visita alla nazionale in raduno
da parte del presidente della Federciclismo Nazionale Renato Di Rocco. A questo punto non è da escludere la partecipazione del ciclista sardo di Villacido, ricordiamo, ai mondiali di ciclocross a Ostenda in Belgio. Bene, era questa l'ultima notizia del TG di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buon mercoledì a tutti.